benvenuti in questo nuovo video in edizione natalizia. Come molti di voi sapranno, io vivo a Cormons ormai da 4 anni e quest'anno per Natale i miei amici del paese mi hanno invitato ad una festa esclusiva. La festa, visto che siamo a Cormons, si chiama Christmas e può essere un'idea anche per voi per festeggiare assieme ai vostri amici il Natale. Siamo a Cormons e più precisamente sulla torre del castello di Cormons, il simbolo della città, per introdurvi a questo nuovo video. Eccomi Max, allora, è tutto molto semplice, praticamente la facciamo in garage da me, togliamo via la macchina, mettiamo i tavoli e tutto e per le 7:30, 8 ordiniamo la pizza. Il garage sarà comunque decorato a tema e ci saranno le musiche di Natale e con la TV poi metto il camino finto. L'unica cosa obbligatoria è il maglione natalizio. Poi ci sarà l'albero di Natale, eccetera, eccetera. All'ingresso ci sarà un sacco, che è il sacco di Babbo Natale, e ogni persona che arriva mette dentro il regalo dentro il sacco. Invece questo riguarda te, e solamente te, perché io so che... Averti mancato. Quindi io le manco. Ha detto un'altra cosa. Fatto anche sesso. Siete due pettegoli. Le storie d'amore in ufficio riguardano solo le persone È coinvolte. arrivato a chi fare il regalo? Sì, anche a me. Tu chi hai? Le storie d'amore. Nicolas. Io Stefano. Io ho grandi idee quotidianamente, lo so. Come avete visto ci è arrivato un messaggio. Nel messaggio c'è il nome della persona che riceverà il nostro regalo. Anche a noi arriveranno dei regali, ma non sappiamo da parte di chi. Ovviamente si può usare anche un po' l'umorismo per nascondere i vari regali. Su ogni pacchetto andremo a mettere il nome della persona che lo riceverà in incognito. Eccoci al Tiare per l'operazione Maglione di Natale. Non fai la cacca. Oh. Invece questo riguarda te, e solamente te, perché io so che tu sei il Babbo Natale di sto anno. Allora, praticamente, tu non devi dire a nessuno che tu sei Babbo Natale. E questo qua rimane segreto per tutta la serata. Tu arrivi vestito ovviamente normale, ti comporti normalmente, come sempre. A una certa, io ti chiamerò, ti faccio vestire da Babbo Natale, abbiamo già tutto noi. Tu arrivi lì, prendi il sacco con tutti i regali, bussi ed entri. Ciao Massimo, allora, oggi è il grande giorno. Sono Davide, il mio Babbo Natale segreto è Manuel, quest'anno è capitato lui. Gli ho regalato, è un lupo fatto in legno, comprato in un mercatino a Trento, e gli ho regalato perché ha dei ricordi, ricordano Tim Burton, e so che a lui piace molto e quindi gli ho preso per quello. Secondo me il Babbo Natale di quest'anno è Nicolas. Ciao
Ciao, mi chiamo Isabel e mi è capitato Lughi. Gli ho fatto come regalo un libro sui film horror, perché lui è appassionato di film horror e il suo preferito è Nightmare. Un altro regalino, gliene ho fatti 2. Gli ho preso le carte da poker di Nightmare. E secondo me il Babbo Natale quest'anno è Arianna. Ciao, sono Giulia, mi è capitato il regalo a Letizia. Le ho fatto come Babbo Natale segreto una copertona con tazza abbinata e calzettoni, perché visto che adesso lavora da casa è il regalo perfetto. E secondo me il Babbo Natale segreto è Arianna. 11 30 43 61 85. Cinquina. Ce ne abbiamo 2 di cinquina. E abbiamo 2 giochi da tavolo. Nomi, cose, città e dama e battaglia navale. La tombola è il puzzle in 3D del Big Bang. E se volete un mio bacino sulla guancia. Sono Stefano, mi è capitato il nome di Arianna. Le ho regalato una pochette con la A per il suo consiglio di Sanghi. Il Babbo Natale segreto, Letizia. Complimenti Isabel, molto bello. Però allo stesso tempo una battaglia Buon Natale! Guarda che c'è! Ciao Babbo Natale! Come Sacco pieno di regali! bello! Ma sei magro? Non hai la pancia! È la versione della crisi economica. C'è forse una Monica qui tra noi? Sei stata brava Monica? Continua così. C'è forse un Massimo tra noi? Sei stata brava Alessia? C'è forse un Ebi tra noi? Eccomi. Sei stata brava Ebi, mi hai già fregato di Massimo. C'è forse un Roberto tra noi? Roberto! No, Marianna. No, gli occhiali, vero Babbo Natale. C'è forse uno Stefano tra noi? Quale? Dov'è? Lanciamo? No, non so. Sembra molto fragile. È vero, poi ci sono Velocizziamo ragazzi. Ciao, io sono Alessia e sono stata incaricata in questo Christmas 2023 di preparare il Babbo Natale segreto e ora vi svelerò chi ha fatto regalo a chi. Allora iniziamo con Ebi che doveva fare regalo a Arino, poi abbiamo Nick che doveva farlo a Stefano da Damian a Puia a Gabriele, Giulia a Monica, Elisa da Deborah, Arianna da Max, Isabella, Sanghita, Basilia, Letizia, Michael, Lughi, Manu e Alessia. Questo sono segreti che vi ho svelato, che chi vedrà il video capirà o saprà. Chi vuole rimanere nell'ignoto non vedrà il video. Ho qualcosa per voi.